Guerra agli PFAS, la sanità veneta cura i contaminati dall'acqua con la plasmaferesi, il prelievo di una piccola parte di plasma sanguigno, e i risultati dei primi test della procedura sono più che incoraggianti. Però oggi i dati sono talmente entusiasmanti che noi pensavamo certamente di diffonderla e di utilizzarla in maniera ampia, però adesso ci fermiamo. Venezia si ferma davanti ai NAS spediti negli uffici regionali dal ministro della Salute Lorenzin, che da tempo ha bocciato la terapia. I carabinieri hanno sequestrato la documentazione sui risultati ottenuti con la plasmaferesi e lo scambio plasmatico. Con 4 trattamenti, quindi in 2 mesi, noi abbiamo avuto una riduzione del 35% della concentrazione iniziale. Questo per noi è un risultato estremamente valido. Ancora maggiori i risultati avuti dallo scambio plasmatico, la sostituzione di volumi del plasma con soluzione fisiologica arricchita di albumina. In ogni procedura noi determiniamo un calo di circa il 50%, a distanza poi delle 3 procedure andiamo al 70% e a distanza di un mese si conferma oltre il 50%. No, se queste nostre iniziative non sono di gradimento del Ministro, ci dirà il Ministro cosa dobbiamo fare con i livelli di FAS nel sangue dei veneti. E come se la spiega questa tigna del Ministro? Insomma, ho le mie idee, ma non le dico.